Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, benvenuti ad Alta Tiratura. Parliamo per un attimo davvero di alte tirature, cioè di bestseller. Ora non troverete questo titolo, quel titolo che tra poco vi andrò a illustrare nelle classifiche di questa settimana, perché come forse sapete le classifiche sono sempre in ritardo, in realtà di 7 giorni, e quindi non c'è ancora un dato concreto, stabile, insomma, a cui far riferimento. Però il libro di gran lunga più venduto questa settimana, è uscito il 9, è Il segreto di tutti di Dan Brown. Lo troverete direttamente al primo posto tra 2 domeniche. E Dan Brown è un autore abituato a stare in vetta, e subito dopo però dovrà fare i conti con un altro bestsellerista che è Ken Follett, che inaugura il 23 di settembre la sua nuova saga. Ma io vi voglio parlare un attimo di Dan Brown. Ora, Dan Brown è uno scrittore appunto di massa, nel senso si rivolge al pubblico, dai lettori comuni, anche dei non lettori, e è abituato a fare grandissimi numeri. Un Dan Brown che vende bene, e di solito vendono tutti bene, può fare il fatturato di un anno di una casa editrice, anche di una casa editrice grossa come Rizzoli, che è appunto la casa editrice di questo ultimo segreto di Dan Brown. Il personaggio voglio parlarvi di lui per un semplice motivo, perché normalmente non è considerato dalla critica. È uno scrittore diciamo per i supermercati, per la grande distribuzione, per il grande pubblico. Non è il prodotto che piace al critico letterario medio, no? Che deve essere un po' di nicchia, ricercato, falsamente a volte ricercato, e così via. È uno scrittore appunto per tutti. Però è sbagliato non prendere in considerazione il fatto che Dan Brown, se vai a leggerlo con attenzione, risulta alla fine più profondo e più interessante di molti appunto di quei sedicenti capolavori che troviamo nelle pagine delle riviste letterarie o anche degli inserti dei quotidiani. Prendiamo qual è il suo universo di riferimento, perché per capirlo fino in fondo forse c'è bisogno di sapere alcune cose che non sono state spiegate al pubblico. Il suo universo di riferimento è la cultura esoterica e la cultura occultista. Nei primi libri, dove c'era al centro la figura di Cristo e i Templari, i riferimenti erano alle teorie rosacrociane. I rosacrociani sono una setta paramassonica nata, diciamo, germogliata, nata prima del Rinascimento, ma poi che è diventata famosa e conosciuta a partire dal Rinascimento, e quello era il suo universo. Quindi c'era un universo di simboli, di storie, di rimandi a vecchi, antichi documenti, che lo rendevano in realtà un prodotto affascinante, furbo, quanto volete, però ben fatto, ben studiato, con un fondo non banale. L'ultimo segreto non è molto diverso. Qui c'è il suo solito protagonista, che è Robert Langdon, che è uno scienziato, storico scienziato, che va a Praga per un convegno. Sparisce la sua accompagnatrice e lui deve iniziare questo viaggio nei bassifondi di Praga per cercare di salvarla. Dire Praga significa dire ancora aprire un altro scrigno della cultura esoterica, perché dire Praga è dire alchimia. L'alchimia è come una scienza, una parascienza, non è realmente scienza, cioè nel senso
è considerata, come dire, l'antefatto, l'antecedente della chimica moderna, ma di fatto non c'è nulla di scientifico, il metodo non è scientifico. Comunque diciamo che la grande opera dell'alchimista è fondere i metalli in un crogiuolo per ottenere la pietra filosofale. La pietra filosofale è quella pietra che è capace di trasformare tutti i metalli in oro, quindi particolarmente ricercata. Molti sostengono che in realtà si debba dare una lettura allegorica, cioè in realtà la grande opera siamo noi che ci trasformiamo da esseri poco consapevoli e quindi esseri poco pregiati in maestri, lo facciamo appunto attraverso la lavorazione, il lavorio continuo della grande opera fino a diventare oro. Quindi tutta una storia metaforica. Poi all'interno di questa disciplina che noi quando parliamo di alchimia risale alla notte dei tempi, però per noi è diciamo un fenomeno rinascimentale, perché diciamo i testi più famosi risalgono a quell'epoca. Ci sono dei testi molto belli legati all'alchimia e alla città di Praga. Il mito più famoso è il golem. Che cos'è il golem? Il golem è come dire, un sottoprodotto dell'alchimia, cioè nell'immenso bagaglio di immagini dell'alchimia c'è quella dell'omuncolo, che è proprio un piccolo uomo sottoprodotto delle varie lavorazioni, e il golem. Il golem invece è un essere di argilla, di fango, senza anima. L'anima gliela dà l'alchimista e diciamo nella maggior parte delle storie legate al golem l'alchimista è un alchimista rabbino anche, quindi ebreo, e nelle varie diciamo nel mito più diffuso il golem è questo essere inanimato, indistruttibile, fortissimo, che è posto a difesa della comunità ebraica di Praga, ma come dire, in altre versioni diventa poi il difensore di Praga tutta, di tutta la città. E solo l'alchimista può togliere la vita, fermare il golem, che appunto non è un essere umano, ma è un essere, che è un essere è una specie di robot inanimato, senza anima, ma capace di prendere a schiaffoni tutti i nemici della città di Praga. Il più famoso golem letterario è quello di Gustav Meyrink, uno scrittore eccezionale, che ha dato tutti dei capolavori sempre legati a questa temperie culturale, e qui naturalmente Dan Brown si misura proprio con questo mito e con la letteratura, come appunto Meyrink, legata a questo mito. È meglio o peggio non so, di un romanzo ombelicale, sì, di un romanzo ombelicale dello scrittore italiano medio, no? Cioè una famiglia, un tinello, ho tanti problemi, sono depresso, vorrei diventare uno scrittore ma non ci riesco, che è la trama del 90% dei romanzi italiani. Ecco, è meglio questo, cioè appunto il tinello di casa mia e il romanzo ombelicale, o è meglio una storia che ha il respiro secolare di Dan Brown? Io non avrei dubbi, andrei tranquillamente su Dan Brown. Adesso facciamo una pausa e poi torniamo con un tema completamente diverso. I wish you could swim like dolphins can swim. Though nothing will keep us together.
we can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. I will be king, and you will be queen. And nothing will drive us away. We can be heroes just for one day. We can be us just for one day. Bene, abbiamo sentito Heroes di David Bowie. Di David Bowie si attende l'ultimo capitolo dell'opera Omnia, che arriverà tra qualche giorno nei negozi. Si tratta di un mega cofanetto, il quinto, che raccoglie, diciamo, tutti i dischi della sua parte finale, diciamo, gli ultimi dischi della sua carriera, tra cui il famoso Black Star, uscito 2 giorni prima della sua morte. Però adesso dobbiamo affrontare, diciamo, un tema scottante che ci viene dettato dalla attualità. Come sapete, il 10 settembre, 2 giorni fa, è morto, anzi è stato ucciso, Charles James Kirk, che era un attivista politico conservatore americano molto noto soprattutto tra i giovani, con un grosso seguito sui social network. Era considerato uno degli uomini chiave della campagna elettorale, l'ultima di Donald Trump, che era quello, diciamo, l'influencer che aveva avvicinato i giovani a quel tipo di destra, la destra MAGA, Make America Great Again, che poi ha sancito il successo di Donald Trump. Come sapete, è stato raggiunto da un proiettile al collo. Le immagini che sono girate sono terribili. Un colpo secco sparato da 140 metri e poco fa l'FBI ha annunciato di aver catturato questa mattina alle 6 il colpevole, che è un ragazzo di 22 anni. Non si è ancora ben capito dove l'abbiano preso, probabilmente a 400 chilometri. Si dice sia il figlio del pastore di un paese, pastore nel senso prete, di un prete protestante di un paese, e c'è anche un certo mistero sulle scritte che sarebbero state trovate sui proiettili che aveva con sé, cioè, anzi che ha abbandonato sul luogo del delitto, questo ragazzo di cui non si conosce ancora il nome, almeno non fino a 20 minuti fa. Sui proiettili pare, perché l'FBI in parte adesso pare rimangiarsi questa cosa, pare che ci fossero delle scritte che inneggiavano alle cosiddette teorie del gender e c'erano poi delle altre scritte antifasciste, cioè tutto lascia presupporre, anche se obiettivamente non lo possiamo dire ancora con la certezza assoluta, che il killer fosse un militante o comunque un ragazzo con le idee tipiche del woke, del politicamente corretto di sinistra. L'omicidio naturalmente ha fatto scalpore, ma ciò che è incredibile è stata proprio la reazione di molti commentatori che hanno iniziato è diventato il campionato mondiale del benaltrismo, cioè non è tanto importante che sia morto lui, perché in realtà è il clima che l'ha ucciso, come se fosse un fenomeno meteorologico, no? È il clima creato da Trump e dalla sua violenza verbale ad aver ucciso Charlie Kirk, cioè se l'è andata a cercare, nel senso, chi semina, qualcuno ha messo in rete e poi è diventato quasi uno slogan,
chi semina vento raccoglie tempesta. Ragazzi, siamo al di là dell'umano, perché le responsabilità non sono del clima, le responsabilità sono personali, e se proprio vogliamo parlare di clima, il clima l'aveva creato il proiettile che ha mancato di 2 centimetri la testa di Donald Trump durante un comizio, uccidendo uno spettatore alle sue spalle. Ma diciamo che questo è, diciamo, un morto dovuto al free speech, cioè alla libertà di opinione, che evidentemente non è sopportata da chi pratica le idee del woke. Cioè uno è libero, per loro la libertà di espressione finisce nel momento in cui uno esprime delle idee di destra. Quelle non sono ammesse, o delle idee, ma neanche di destra o destra estrema, si dice di questo influencer, ma io francamente tra le cose che gli ho sentito dire non ce ne sono di incredibilmente spostate a destra. Comunque in ogni caso non fa differenza, insomma, per i conservatori la libertà di pensiero non è ammessa, non piace, per i reazionari ancora meno. Va bene. Comunque, no, io adesso passiamo ai libri, cioè perché io vi vorrei dare un piccolo elenco con citazioni di saggi che affrontano il tema del free speech, partendo da diciamo che come limite mi sono dato il 1600, e diciamo che ho fatto perché la scelta fosse ovviamente in parte arbitraria, ma perché la scelta non fosse troppo arbitraria, ho chiesto a un'intelligenza artificiale di darmi lei l'elenco, cioè di andare a cercare quali sono i titoli più citati quando si parla di free speech. Benissimo, vi farà piacere sapere che non ce n'è uno, ma neanche uno, attribuibile a un pensatore progressista o di sinistra. È bizzarro che siano solo i liberali, i conservatori a fare del free speech una battaglia. Io sono partito con John Milton, siamo quindi nel 600. Uccidere un libro è come uccidere un uomo, chi distrugge un libro uccide la ragione stessa. Poi ho John Locke, che è il padre del liberalismo europeo. Lettera sulla tolleranza: nessuna forza può generare convinzione, la convinzione nasce solo dalla persuasione dell'animo. Poi abbiamo Voltaire: detesto ciò che dici, una frase che conosciamo tutti, detesto ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo. Poi la Costituzione degli Stati Uniti, il primo emendamento: il Congresso non farà alcuna legge per limitare la libertà di parola o di stampa. Poi abbiamo John Stuart Mill sulla libertà: se tutta l'umanità fosse di una opinione e uno solo di opinione contraria, l'umanità non avrebbe più diritto di ridurlo al silenzio di quanto egli ne avrebbe di ridurre al silenzio l'umanità. Poi abbiamo delle sentenze fatte da un giudice che si chiamava Oliver Wendell Holmes, citatissimo anche lui: la protezione più rigorosa della libertà di parola non può estendersi a chi grida al fuoco in un teatro affollato provocando panico. Poi c'è George Orwell. Qualcuno dirà sì, ma questo è di sinistra perché era un anarchico. Sì, però purtroppo 1984 è proprio dedicato a prendere a bastonate metaforiche lo stalinismo. Quindi Orwell diceva in una prefazione censurata della Fattoria degli animali: la libertà è il diritto di dire alla gente ciò che non vuole sentirsi dire. Poi abbiamo Hannah Arendt: la libertà politica si realizza solo dove uomini agiscono insieme e parlano liberamente. E poi, per venire all'oggi, c'è Ronald Dworkin, La democrazia possibile, che è un grande critico del politicamente corretto: limitare la parola per proteggere dalla sua offesa significa rinunciare alla responsabilità della libertà. Questi sono quei titoli. Poi c'è Michael John, che è un filosofo americano: libertà di parola e autogoverno. Il principio della libertà di parola
non è per il parlante, ma per l'uditorio, perché possa governare se stesso. Questi sono i titoli che, secondo appunto questa intelligenza artificiale, sono i più citati in rete quando si parla di free speech. Duole appunto notare che sono tutti di una parte che non è quella che si riempie la bocca di belle parole quando si parla appunto di libertà d'opinione, sono di quella parte che, mentre elogia la libertà di opinione, pretende che essa, la libertà d'opinione, venga applicata solo a chi la pensa come loro, cioè solo alla sinistra. E con questo vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Ciao. Paperback writer. Avete ascoltato Alta Tiratura. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio